Ciao a tutti amici di Dolomiti e Bambini, benvenuti in questo nuovo video e nel nostro canale. Oggi ci troviamo sul Passo Valles, il passo che collega Falcade col Primiero e la Val di Fiemme. Siamo venuti a vedere la prima neve che è scesa nei giorni scorsi e c'è un paesaggio veramente stupendo. Da qui raggiungeremo il rifugio L'Aresei, quindi partiamo! Dal parcheggio si prende il sentiero che parte di fronte e si inizia a salire. Il sentiero che porta al rifugio L'Aresei è una strada forestale, in inverno è anche battuta, quindi stiamo andando su molto tranquillamente. In più la salita è veramente molto dolce, diciamo. Quindi una passeggiata proprio per gustarsi il panorama. Eccolo, in una cornice innevata pazzesca, siamo arrivati al rifugio L'Aresei. Con molto dispiacere, visto il meraviglioso paesaggio circostante, lasciamo il rifugio L'Aresei dopo aver fatto un buon pranzo in rifugio e ritorniamo ripercorrendo lo stesso sentiero di andata. Noi siamo tornati al punto di partenza, quindi anche per oggi escursione conclusa e si è conclusa anche con dei colori veramente meravigliosi.
In tutto, tra andare e tornare, abbiamo percorso 6,9 km con un dislivello di 241 metri, quindi veramente una passeggiatina molto tranquilla, però ragazzi dei panorami fantastici. Come al solito, se vi è piaciuto questo video, un bel like, ricordatevi di iscrivervi al nostro canale e di attivare la campanella, così sarete sempre avvisati quando esce un nuovo video. E anche per questa volta è tutto e noi ci vediamo alla prossima. Ciao a tutti!